fammi indovinare, stai guardando questo video perché soffri di dolore al collo, cervicalgia, magari che si irradia alla spalla o che magari si irradia alla testa con emicrania o mal di testa. Magari c'è del senso di sbandamento, tutti sintomi da colpo di frusta. Infatti parliamo proprio di la terapia che funziona per i colpi di frusta. In altre parole, per sintomi cronici persistenti causati da un incidente stradale o un infortunio. Molto probabilmente sono passati già 3 mesi dall'impatto e ancora non hai risolto il problema. Hai ancora gli stessi dolori, hai paura che questa cosa te la dovrai tenere tutta la vita, ma qui voglio darti delle rassicurazioni attraverso uno studio scientifico che compara due principali approcci, la fisioterapia convenzionale a un approccio moderno che poco è conosciuto oggi in Italia o in Europa, in tutto il mondo, ma che si sta divulgando veramente a macchia d'olio dal 2021 circa. Chi sono io per dirti questo? Io mi chiamo Alessio Veneziano, sono laureato in fisioterapia, sono un terapista psicosomatico, il mio approccio è un approccio moderno alla cura e alla gestione del dolore persistente cronico. Uso principalmente tecniche che vanno a dare un supporto al cervello, quindi usiamo la neuroplasticità del cervello per curare il dolore. E l'approccio è principalmente diciamo psicologico e c'è anche un approccio fisico ovviamente, ma non quello che potresti aver visto o provato fino ad oggi dal tuo fisioterapista di fiducia. Quindi andiamo in questo studio. Perché faccio questo video? Perché nel 2025, qualche mese fa, è uscito questo rivoluzionario studio sul trattamento dei dolori dal collo causati da colpo di frusta. Lo studio è questo, te lo racchiudo qua in queste poche, diciamo, questa poca piccola finestra. L'età media di questo studio è di 41 anni, quindi hanno preso 120 persone, li hanno divisi in due gruppi, 89 erano donne, 31 erano maschi. Il primo gruppo era quello dell'approccio fisioterapico tradizionale. Cosa vuol dire? Che hanno fatto 3 sedute di, diciamo, spiegazione del perché queste persone sentivano dolore ancora, secondo la fisioterapia tradizionale, e 15 sedute di esercizi classici di fisioterapia. Gli esercizi classici di fisioterapia sono sempre mirati quindi al collo, al rinforzo muscolare, alla postura. Ne parliamo tra un attimo su quali esercizi sono, ma se sei qua probabilmente li conosci già e li hai provati. Invece l'altro gruppo, quello con l'approccio moderno, non guardare tutte queste parole perché ti porterò passo dopo passo in ogni cosa. Hanno provato una terapia totalmente differente dove le 3 diciamo sedute erano di Pain Neuroscience Education, principalmente dello spiegare come il dolore può persistere anche senza danni strutturali ai muscoli o comunque alle articolazioni. E poi hanno fatto 15 sedute di tecniche mirate a dare un bilanciamento, un riequilibrio al sistema nervoso. Possono essere tecniche mirate allo stress o comunque anche ripresa delle attività normali fisiche attraverso un approccio molto particolare. Quindi nulla a che vedere con gli esercizi normali della fisioterapia, e ti spiego il perché tra un attimo. Quindi la terapia è durata 6 mesi e si va a vedere che c'è una chiara differenza di risultati, cioè 1 su 10 di queste 60 persone dopo 3 mesi è ritornata a stare totalmente bene. In questa 3 su 10, cioè qua stiamo parlando comunque di 3 volte tanto quello che è la fisioterapia tradizionale. Tu dirai non è tanto 3 su 10, ma questo rivoluziona tutto quello che sappiamo della fisioterapia. Quindi anche se a te sembra poco e non abbiamo la bacchetta magica per mandare questo 30 a 100, perché questo studio è stato fatto così, probabilmente avrei cercato di aumentare questo, di arrivare almeno a un 40-50%. Ogni terapia ha sempre una percentuale di fallimento, perché magari c'è la resistenza sulla cognizione del paziente, ci sono varie problematiche
che si vanno a instaurare tra paziente e terapista. Però prendiamo questo studio come un esempio, una base di quello che sto per dirti, perché quello che vedi qua è lo stesso, diciamo, approccio molto simile a quello che uso io in Neurobalance, che è il mio percorso terapeutico online per la risoluzione di problematiche croniche, soprattutto al collo, perché le ho avute anche io e mi sento particolarmente vicino a queste problematiche al collo. E anche io ho subito, tra l'altro, vari colpi di frusta, ma oggi sto totalmente bene, totalmente. E quindi questo è quello che è successo. Età 41 anni, probabilmente tu hai, magari sei in questa età e sei una donna, perché la maggior parte delle problematiche dei dolori persistenti sono in ambito femminile, per le donne. Non chiedimi perché in questo momento, posso farti varie speculazioni, ma non è il topic di questo video. Quindi ci sono due approcci. Ora, andiamo a capire bene quali sono i due approcci, perché proprio attraverso la distinzione tra l'approccio tradizionale e l'approccio moderno e capire il perché, questo già ti dà una mano. Solo vedendo questo video ti darà una mano a livello del tuo collo. Quindi la fisioterapia tradizionale, vediamo un attimo cos'è che dice, cioè la spiegazione del dolore della fisioterapia tradizionale e l'approccio moderno. Nella fisioterapia tradizionale, quello che ci viene detto attraverso appunto anche in questo studio, il paziente viene detto che il problema è diciamo all'interno dei propri muscoli o della postura o delle articolazioni. Quindi quello che si va a fare è della mobilità a livello di queste tre cose, muscoli e articolazioni principalmente, mobilità e rinforzo. Tutto qua. La fisioterapia tradizionale lavora sul fisico puramente, ok? Quindi l'approccio invece moderno, che possiamo sempre chiamare fisioterapico, perché io sono laureato in fisioterapia, ma non uso questo più approccio tradizionale al dolore cronico, perché non funziona semplicemente o perché, vediamo anche qui, 1 su 10 ha beneficio, e qua la spiegazione del dolore viene spiegato in un ambito diverso, più del sistema nervoso centrale, dicendoti: guarda che il dolore che tu senti al collo è una sorta di protezione che è memorizzata nel sistema nervoso centrale, nel cervello, ed è per quello che sta andando ancora in contrazione, perché in un certo senso quella zona è spaventata perché non riesce a capire, diciamo, la causa del problema ancora. Per lui il corpo ti sta dicendo: io ho ancora problemi in quella zona, non mi fido a lasciare andare. E quindi attraverso la spiegazione che il dolore in realtà è un allarme del sistema nervoso, già qua con 3 sedute da 3 ore riusciamo a farti dare una sorta di portarti giù l'ansia, diciamo, di quello che sta succedendo nel tuo corpo, perché non è muscolare, non è articolare, non è la postura, non hai bisogno di riallineamenti. E bada bene che per ogni topic ci sono differenti video nel mio canale YouTube, quindi per adesso stai qui, seguimi fino alla fine, non skippare, non saltare nessun punto, perché molti punti che vedi qua sono cruciali. Quindi, spiegazione del dolore, questo è totalmente diverso, lo vedi. Esercizi fisici. Quali sono gli esercizi fisici della fisioterapia tradizionale piuttosto che l'approccio moderno? Ora vediamo. Allora, qua ti diranno: guarda, il fisioterapista tradizionale ti dirà: guarda, continua a fare l'esercizio fisico, qualsiasi esso sia, solo se non fanno male. E se fanno male ti fermi. Sintomo, quindi comanda. Nell'approccio moderno li fai comunque anche con dolore. Quindi non comanda il sintomo, ma comanda in un certo senso il tempo che vai a dedicare su quell'attività. Questo è molto molto importante, perché per tutta la vita puoi andare avanti con questo approccio dicendo: fin quando ho dolore io vado avanti, e poi se ho dolore mi fermo. Ma qui il cervello, il sistema nervoso non sta capendo nulla, perché gli stai dando semplicemente ragione che deve fermarsi perché c'è un problema ai muscoli, c'è un problema alla postura, c'è un problema alle articolazioni. Quindi tu con la paura dici: mi fermo, perché 1, così mi ha detto il fisioterapista, e 2, ho paura comunque di andare a rompere qualcosa, a danneggiare qualcosa. Cosa succede se io vado avanti e poi il dolore va ancora più su e domani ancora più dolore? Non posso andare a lavorare, non posso accudire i miei figli, non posso badare alla casa. Questo è un problema.
Invece dobbiamo capire che non c'è nulla da rompere, gli esercizi, qualsiasi essi siano, non sto parlando di esercizi di rotazione o di questo genere di esercizi qui, perché non sono quelli che do io. Gli esercizi che diamo noi con l'approccio moderno sono esercizi semplicemente di ripresa delle attività che ti fanno stare bene. Se ti piace far palestra, iniziamo a fare esercizi della palestra. Se ti piace andare a fare una camminata in montagna, rifacciamo quello. Ti piace fare yoga, rifacciamo quello. Magari semplicemente una camminata sul piano, va bene, però non limitarti e non far limitare i tuoi esercizi fisici dal sintomo, perché il sintomo non ha ragione. Quindi continui a fare quello che stai facendo. Se hai dolore magari ne fai con meno intensità, ma continui a farlo giornalmente. Qua, paura del movimento. Cosa succede alla paura del movimento quando sei nella fisioterapia tradizionale? Nulla, spesso resta uguale. Anzi, forse aumenta, perché ti dicono sempre stai cauto, aspetta, non andare troppo, non fare quello troppo. E invece nell'approccio moderno è ridotta in modo significativo. Questo non lo dico solo io, lo dice anche lo studio che ti metterò nel link in descrizione. Quindi la paura, stiamo capendo che è il centro di ogni terapia con approccio moderno. Quando ti dico approccio moderno, un terapista che ha studiato la neuroscienza del dolore del 2025 non ti dirà mai di fare questo approccio qua, perché è limitato e parliamo di una generazione successiva, passata, antica, e quindi non hai bisogno di andare da terapisti di questo genere, con tutto il bene che possono dirti. Non è la soluzione più del 2025. Quindi sensibilità al sistema nervoso. Cosa succede in questi due approcci? Che nel primo, nella fisioterapia tradizionale, la sensibilità non cambia molto, cioè rimane. Un po' magari ti stai muovendo in più, ci sta che hai leggermente meno dolore, ma non è che ti ha cambiato la vita. Continui ad avere problemi, se no non saresti qui a vedere questo video. Nell'altro si riduce significativamente la sensibilità. Se si riduce la sensibilità, si riduce anche il dolore, aumenti il movimento. Costi e tempo. Ora, so che ogni persona qui davanti a me mi dirà: Alessio, io le ho provate tutte, ho speso migliaia di euro, non ho risolto nulla. Probabilmente hai guardato e speso migliaia di euro e tempo in queste soluzioni qui, antiche. Quando dico antiche parliamo di 20 anni fa, forse andavano bene, perché non si sapevano tutte le cose che sappiamo oggi, ma se ogni fisioterapista adesso che entra in università, soprattutto all'estero, gli spiegano questa parte qui, non gli spiegano questa parte qui, soprattutto su una situazione cronica. Cioè questa parte qui di sinistra va bene nelle problematiche acute. Acute vuol dire che hai dolore sotto i 3 mesi. Allora lì il sistema nervoso non ha creato l'allarme ancora, per lui è tutto un po' troppo tanto giovane, giustamente facciamo questa prima parte, perché probabilmente se c'è stata una frattura, se c'è stata una contusione, non vogliamo continuare a fare attività fisica perché effettivamente c'è qualcosa nel tessuto, ma qui non c'è nulla nel tessuto, anche se il dolore è molto intenso, non vuol dire che c'è qualcosa nel tessuto. Tessuto intendo osteo, tendineo, muscolare. Quindi i costi e i tempi qua sono maggiori, ovviamente, sono costi maggiori e tempi maggiori. E su di questo hanno stimato, in base a questo approccio moderno, sullo studio che si risparmia 800 euro su un percorso di 3 mesi. Perché si risparmia 800 euro? Perché la stima dice che questi 800 euro li avresti spesi comunque per portare avanti una terapia per altri mesi ed avere leggermente maggiori benefici rispetto a questi qua che hai visto nell'approccio moderno. Quindi quello che ti dico, non basarti su questo 30% in questo momento, mira ad avere una problematica risolta al 90, se non al 100% se soffri di dolori persistenti, soprattutto di colpo di frusta, perché a meno che non c'è stata una frattura e non c'è stata qualcosa di veramente grave a livello del collo, ma probabilmente non saresti neanche qui se c'è stata una frattura e toccato il midollo osseo, ti avrebbero operato, saresti stato disabile. Non è questo il tuo caso, perché continui ad aver dolore anche se le radiografie, le ecografie ti hanno detto che è tutto ok, anche se hai le ernie, anche se hai le artrosi. Ho fatto un altro benedetto video sulle artrosi e le ernie, spero che queste cose
veramente non se ne parlano più come prima, perché negli approcci moderni non vuol dire che non teniamo conto di quelle problematiche ai muscoli o alle ossa, ma semplicemente quelle ernie o quelle artrosi le hanno anche persone che non hanno nessun dolore. Questo voglio veramente tranquillizzarti su questo, non te lo dico solo io, lo dice la scienza. Guarda, se non ti fidi di quello che ti sto dicendo, su il link in descrizione, leggiti lo studio, è in inglese, questo è il motivo per cui porto questi studi nuovi nel canale, perché le persone devono capire che sta cambiando la medicina, sta cambiando l'approccio sul dolore persistente. E anche se lì fuori, nel tuo paese, nella tua città, le persone continuano a fare questi approcci tradizionali, non vuol dire che sono quelli giusti. Anche se il tuo fisiatra, anche se il tuo medico ti ha detto non c'è nulla da fare, spiegagli questi approcci, magari nota se quella persona che ti stai rivolgendo è aggiornata. Se non è aggiornata, cambiala semplicemente. Non possiamo cambiare un sistema marcio vecchio, dobbiamo crearne uno nuovo. E questo è quello che io veramente spero che succeda, e sta succedendo perché lo vedo, le persone stanno migliorando, ma ci vuole un po' di tempo per portare le credenze vecchie, buttarle nel cestino e crearle di nuove. Ci sta dello scetticismo, ci sta. Ho persone che soffrono di dolori cronici da più di 10 anni, e quando gli spiego questa parte qui mi dicono: Alessio, io penso che quello che stai dicendo ovviamente è vero, cioè non è che te lo stai inventando, però forse non funzionerà per me. E io dico: ma perché non funzionerà per te? Non hai nulla che non va rispetto alle altre persone che sono state ritornate a stare bene, hai la stessa voglia, hai lo stesso corpo, il DNA è uguale per tutti negli esseri umani in questo pianeta, la maggior parte della percentuale del DNA. Quindi non è che tu sei l'esempio, l'eccezione, perché tu ti sentirai sempre l'eccezione di dire: questa cosa qui la vedo funzionare per gli altri ma non per me. Magari se non sta funzionando e stai iniziando a provare questo approccio attraverso magari il Neurobalance, guarda il link in descrizione, o magari un altro terapista che Mind Body, ha un approccio mente-corpo, e non sta funzionando, probabilmente ci sono degli aspetti psicologici che ancora non sono stati presi in considerazione. In questo studio, secondo me, hanno avuto un 30% di successo perché non hanno veramente personalizzato la terapia su il sonno, sull'aspetto, sui conflitti interiori, non hanno fatto una terapia psicologica, ma l'hanno fatta principalmente corporea. Quindi lo spazio alle emozioni c'è stato poco, non se ne parla praticamente niente su questo studio, ma è tutta una questione di, per loro, di PNE, cioè Pain Neuroscience Education. Questa la si fa, ma per la maggior parte delle volte dà dei risultati, ma non quelli che poi vanno a cambiare veramente la vita. Per me è cambiata la vita. Ho letto il libro del dottor Sarno, era tutta PNE praticamente, e dopo ho iniziato a fregarmene del dolore in un certo senso, a dire: ok, è qui, posso conviverci, non è un problema, so che è un motivo, so che il mio sistema nervoso è in allarme, vado avanti lo stesso. E più ero, tra virgolette, menefreghista o non mi facevo toccare così tanto dal sintomo, e più il sintomo in realtà non faceva altro che o andare giù o rimanere uguale. Quindi dicevo: tanto vale che faccio i miei allenamenti, il mio sport che mi piaceva, corpo libero in palestra o all'esterno, farmi i miei viaggi, andare a zaino in spalla in montagna, non era un problema. Prima sì, prima pensavo: devo stare attento a strecciare, a fare questi esercizi di fisioterapia, di yoga, di meditazione, perché volevo abbassare subito il sintomo. Invece oggi faccio tutto questo che ti ho detto, yoga, esercizi, però li faccio con un approccio totalmente diverso. Cioè non vado a mirare al muscolo e al tendine o alle ossa, vado a mirare al sistema nervoso. Se io sono calmo, la mia paura è bassa, la mia ansia è bassa, io vivo la mia vita normale. Ogni tanto il dolore andrà su, ma appena prendo, diciamo, questo approccio moderno e me lo tengo stretto, perché una volta che l'hai imparato non lo lascerai per tutta la vita, le cose andranno sempre meglio. Gradualmente, è un percorso graduale. Qua ci hanno messo 3 mesi, nel mio percorso anche sono 2 o 3 mesi. Pazienza, l'importante è andare nella direzione giusta. Fammi sapere
Se questo approccio moderno ti interessa e tu direi da dove posso iniziare, inizia dai link in descrizione di questo video. Il primo potrebbe essere la lettura del libro del dottor Sarno o il mio, Il potere della consapevolezza, anche lì trovi il link in descrizione, e dopo se vuoi fare un passo ulteriore che ti serve supporto o hai il videocorso oppure ti candidi per entrare in Neurobalance, il percorso di affiancamento con noi. Questo è quello che possiamo fare, o continui a vedere questi video gratuiti che rimarranno gratuiti per tutti, continueremo a farli una volta a settimana almeno, quindi non hai tutto il supporto che ti serve per continuare a andare verso la direzione giusta. Iscriviti al canale se non l'hai già fatto, ci vediamo al prossimo video, ciao!